Claudia per ritornare al tuo, insomma, questo saggio Creature Fantastiche in Sardegna. Tu in realtà hai deciso di raccontare queste, insomma, figure mitologiche e le hai legate ai 4 elementi quindi naturali: la terra, l'acqua, l'etere e il fuoco. Sì. Come sei riuscita poi a legare questi? Nel momento in cui ho avuto questo calderone immenso di creature fantastiche di fronte, ho deciso che era necessario organizzarle in qualche modo. Avrei potuto scegliere dei parametri alfabetici oppure territoriali, andavano bene tutti. Però effettivamente mi sono resa conto che alcune creature erano più legate alla terra, altre erano più legate al fuoco, all'acqua e così via. Così che ho deciso, affascinata anche dal simbolismo degli elementi, di legare ogni creatura agli elementi e di raccontare il simbolismo e la tradizione che si lega per esempio all'acqua o alla terra e andare avanti in questa maniera. Ogni creatura aveva un elemento madre o un elemento padre al quale poi si lega meglio effettivamente, quindi in questa maniera ho potuto organizzarle e raccontarle, spero. Prima hai citato le streghe. Sì. Iniziamo ad anticipare qualcosa Certo. Ciò che poi potremo leggere nel tuo saggio. Assolutamente. Diciamo che le streghe sono delle figure che conosciamo in tutta la Sardegna, nord, centro e sud. Le chiamiamo in maniera diversa, sono le coghe del Campidano, Sasurbile nella zona centrale della Sardegna o Sastria nella zona settentrionale, che poi è anche il nome che si dà al Barbagianni, animale che peraltro si accompagna piacevolmente alla strega. Mentre Sabruscia ad Alghero è la strega come creatura fantastica, in tutto il territorio sardo Sabruscia poi effettivamente una maliarda, una donna che con il paranormale e che con le fatture ci sa fare effettivamente, non parliamo di robe economiche in questo caso. Allora, la strega è peraltro una donna, nella tradizione, è una donna reale che di notte si trasforma in strega, vola e si reca nelle case delle donne che hanno di recente avuto un bambino per struggere, per succhiare il sangue, quindi in questo senso la strega è anche, si macchia anche di ematofagia, è anche un vampiro e lascia il bambino morto effettivamente. La donna che ha di recente partorito ha degli strumenti per difendersi dalla strega vampiro, il segreto è non lasciare mai sola la donna che di recente ha partorito, quindi la puerpera o ancora il bambino. Però se proprio la donna deve rimanere sola potrà usare della cera vergine per chiudere le serrature della porta oppure utilizzare delle erbe particolari come i fiori d'arancio che le streghe vampiro non tollerano o ancora a usare una falce riversa di modo che la strega vampiro conterà i denti della falce e non riuscendo ad andare oltre il numero 7 non riuscirà a far del male al bambino. Insomma ci sono una serie di trucchetti attraverso i quali le madri si possono proteggere e possono proteggere i loro bambini. Gli orchi? Gli orchi sono delle figure successive, non sono esattamente tradizionali, sì è vero esistono, però effettivamente forse si riconnettono più alla realtà dei giganti e ai gentiles e comunque è vero che noi abbiamo una forte tradizione relativa agli orchi e che rapiscono le bambine e che hanno dei poteri magici che sfruttano per conservare dei tesori o per far ritrovare dei tesori. In generale comunque non è mai una figura troppo simpatica quella dell'orco. È vero, qualcuno l'ho chiesto. A proposito dei giganti, Tomba dei giganti, questa immagine, non so se Angelo è piccolina, sì, quindi non so se riusciremo a fare un primo piano. Dov'è? Eccola qua. Ecco, così magari la descriviamo insieme. Certo. Tu hai visitato questi luoghi? Sì, naturalmente. Tutti? Sì, tutti. Diciamo che in Sardegna c'è tanto da visitare e purtroppo i sardi non sempre conoscono bene la propria terra. Rilegandosi alle tradizioni, collegandosi alle tradizioni, effettivamente si può portare avanti anche un turismo attivo che ci consenta di riscoprire la nostra terra, perché effettivamente abbiamo tanto da offrire ai sardi e tanto da offrire a chiunque venga a visitarci. Ecco. È una conoscenza legata alla tradizione e poi diventa ancora più affascinante a mio parere, perché i luoghi hanno da dirci tanto. Abbiamo detto Tomba dei giganti ad Orgali, sì, ma perché non parlare anche delle Domus de Janas in Ogliastra, Lozzorai? Io le ho visitate, sono questa è la bellissime. verità. Sono meravigliose. Peraltro si conosce anche la tradizione che il sardo ha regalato a queste case, diventano ancora più attraenti, cioè si raccontava che fossero le case di piccole Janas che effettivamente ci vivessero, nascondessero lì i loro averi, le loro ricchezze e che in alcune circostanze particolari decidessero di donarle agli uomini. Ecco, ma voglio dire, si parla di figure mitologiche. Figure fantastiche, dietro le quali probabilmente si nascondono. Qualcosa di vero secondo te, secondo gli dietro studi che ogni poi leggenda si nasconde sempre qualcosa di vero e le Janas sono appaiono quasi come delle sacerdotesse vergini
che si riconnettono alla terra e all'acqua, e quindi probabilmente ci riportano a una credenza della Dea Madre molto più antica. Quello che poi è molto affascinante è scoprire che il sardo, attraverso le leggende, è riuscito a mantenere effettivamente attivi e reali queste credenze a distanza di tempo, insomma, stiamo parlando di veramente un trascorrere del tempo importante, perlomeno. Allora, ricordiamo questo libro, peraltro insomma edito dalla Riflessione, sì, approfitto anche di per Davide Zedda. salutare Certo. Davide Zedda. Se non prendi sonno... Se non prendi sonno chiamiamo Momotti. Chiamiamo Momotti, quante volte ce lo siamo sentiti dire, l'ho voluto ricordare, dai nostri genitori. certo. Bravissima, grazie davvero a Claudia Grazie a per essere stata qui con noi, ci ritroveremo tra poco, il tema è sempre dedicato al carnevale, questa volta di San Gavino. A tra pochissimo, state lì, grazie Claudia.